Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela, in questo spazio meraviglioso realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Per chi non sa, questo salotto nasce come spazio di dialogo, confronto, dove ogni ospite è libero di raccontare la sua propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, condividendo insieme a me e a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Prima di iniziare con la presentazione degli ospiti, saluto anche i brasiliani che ci stanno guardando in streaming in questo meraviglioso momento di domenica. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós, un bacio para todos vocês. Partiamo allora con la presentazione degli ospiti, anche perché le domande sono tante. Come primo ospite abbiamo Lisa Bregantin, sindaco del comune di Pontelongo in provincia di Padova. Pensate alla guida di una comunità che unisce storia, tradizione e soprattutto anche futuro. Buonasera signora Lisa. Benvenuta. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e dell'accoglienza. Grazie a lei. Poi abbiamo con noi Pietro Carbonara, frontman della band Spazio e Tempo Pop Rock Italiano, che tra un pochino andiamo anche loro a sentirli. Buonasera anche a lei signor Pietro. Buonasera a tutti, buonasera. Con noi anche oggi Alessandro Piovesan, titolare di Tessarte Endaggi, negozio storico a Mestre, in via Palazzo per chi desidera tende e tessuti su misura. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei. E con noi oggi anche Alessio Tofolon della gastronomia in via San Donà a Mestre, punto di riferimento per piatti pronti e cicchetti di altissima qualità. Buonasera a tutti. Bene, pronti per cominciare con le domande. Come prima domanda faccio al sindaco del comune di Pontelongo, Lisa Bregantin. Allora, signora Lisa, dai primi Novecento di Pontelongo diventa noto per la presenza dello zuccherificio, ok? Il più grande d'Italia e anche tra i più grandi d'Europa, diciamo così, no? Quanta storia c'è dietro questo zuccherificio? Beh, c'è una storia enorme fatta di agricoltura, di industria, ma soprattutto di uomini, perché quando nel 1910 viene fondato da una società belga lo zuccherificio di Pontelongo, cambia il volto del paese, che da quel momento, da un paese non solo agricolo ma molto, molto povero, diventa in pochissimo tempo un paese ricco ed industriale. Segna da questo momento la storia di Pontelongo, che si sviluppa in simbiosi dello zuccherificio. Ha una grande espansione ovviamente negli anni 30, 40 e tutti gli anni 50, anche nelle due guerre mondiali ha un'industria strategica per il nostro paese. Anche in virtù di questo, nella seconda guerra mondiale anche il nostro paese viene fortemente bombardato e per quasi metà distrutto. Però poi è anche il motore della rinascita, di grandi investimenti, e soprattutto poi lega in modo indissolubile il mondo agricolo a quello industriale, dove la barbabietola è una coltura che ormai possiamo dire è storica nel nostro bacino, ma anche qui in provincia di Venezia, in provincia di Rovigo, e fino ad estendersi anche all'Emilia Romagna. Questo è anche un momento complesso per la bieticoltura, no? E l'Europa sicuramente non è assolutamente d'aiuto in questo momento. E quanto pesa secondo lei la situazione europea sulle realtà locali come la vostra in questo momento? La situazione europea dal 2006 pesa in modo indiscriminato e indiscriminante sulle nostre comunità. Paradossalmente noi siamo un piccolo paese con una grandissima realtà che oggi rappresenta, insieme all'altro zuccherificio con sede a Minerbio, la filiera italiana, il Made in Italy dello zucchero. Però tutto dipende molto dipende da questi equilibri che giocarono un ruolo purtroppo fondamentale nel 2006, quando l'Italia cedette le sue quote di zucchero all'Unione e vennero chiusi la maggior parte degli zuccherifici in Italia,
affossando pesantemente questa filiera che, ripeto, è filiera strategica e completamente made in Italy. Quindi noi oggi, in una fase delicata anche per via dei cambiamenti climatici in corso, per via di altre scelte europee come il Mercosur, per via anche della situazione internazionale, ci troviamo a subire gli effetti di questa crisi. Siamo però, non solo noi come comunità, ma anche la Regione del Veneto, presenti in modo importante per capire e sostenere quella che non è solo lo zuccherificio di Pontelongo, ma è un'eccellenza italiana. Questo è importante ricordarlo, come è importante ricordare che la produzione di zucchero italiano è di una qualità elevatissima rispetto anche agli altri zuccheri europei e che utilizza appunto solo un prodotto proveniente dalle nostre terre. Come stava dicendo appunto Made in Italy, e cosa dipende secondo lei il nostro zucchero rispetto ad altri concorrenti fuori dal paese dell'Italia? Il nostro, come dicevo, il nostro zucchero ha una qualità superiore, in particolare quello prodotto proprio nello stabilimento di Pontelongo, ed ha quindi un mercato che non è solo quello al dettaglio, ma è anche quello delle grandi industrie che utilizzano lo zucchero. Per difenderlo significa riportare attenzione su questa filiera da parte di tutte le istituzioni e tornare ad essere anche una voce importante in Europa. Assolutamente, perfetto, grazie signora Sindaco. E adesso comunque dopo le chiederò la seconda tranche, la collaborazione con Mulino Rossetto, no? Dopo approfittiamo anche a salutare il presidente Chiara Rossetto, un'azienda anche con una lunga tradizione familiare, pensate. Passiamo la parola adesso a Pietro Carbonara, frontman della band Spazio e Pop Rock Italiano. Allora, signor Pietro, no? Come nasce il nome, questo nome, chi l'ha inventato, come è partita un po', che significato ha per voi? Allora, intanto noi, tengo a precisare, siamo una rock band di 4 musicisti e veniamo tutti e 4 da una musica differente. Sì. Un batterista viene dal metal, io sono un cantautore pop. Il bassista è dello Sri Lanka, quindi ha tutta una sua cultura musicale, e il chitarrista è nuovo, perché ecco. il chitarrista è arrivato da poco, appena sì. iniziato, sì, perché purtroppo abbiamo perso l'altro batterista per questioni, diciamo, certo. familiari. Mi spiace. Il nome deriva un po' da spazio, perché cercavamo, noi siamo nati nel 2023 e cercavamo uno spazio da condividere insieme per creare la nostra musica. E il tempo, tutti e 4 avevamo famiglia, siamo sposati, certo. a parte il chitarrista appunto che è il più giovane e il nuovo, sì. e quindi cercavamo anche del tempo da dedicare a questa passione. E così ho detto, perché non ci chiamiamo Spazio e Tempo? Abbiamo messo insieme. Bello, mi piace. E così è nato il nome. Bello, bello. E che significato ha per voi tutta questa, diciamo, passione che state creando in questi 3 anni, giusto, che avete iniziato? Nel 2023 che è nata, diciamo, la band. Per noi ha un significato molto importante. Intanto vogliamo far conoscere a più gente la nostra musica. La nostra musica cerca di dare sentimento ed emozione. E soprattutto vogliamo spingere anche la musica italiana. Perché diciamo che secondo me band ce ne sono tantissime e sono praticamente, diciamo che la musica italiana ne ha avute all'infinito, diciamo, in passato, e noi cerchiamo, ecco, di darci del nostro. Sì. E cosa vi distingue davvero nella scena pop rock italiano, secondo te? Cosa ci distingue? Spero di... non saprei.
non so, magari il vostro modo di essere, il vostro modo di essere gruppo, sì, famiglia. Esatto. Noi sì, siamo un gruppo, siamo molto semplici e cerchiamo di farci notare più che altro proprio per il discorso musicale, ecco. Non siamo, come si può dire, cioè non scendiamo nel palco, ecco, non siamo scalmanati, non siamo ecco, quelle band rock, però ecco, noi contiamo molto sulla musica e speriamo insomma che la nostra musica riesca. E quando andate a scrivere i pezzi, come vi organizzate? Cioè pensate la notte? Io sempre ci penso, no? Se magari viene scritto la notte, durante il giorno, cioè come nasce un pezzo, Allora, un vostro pezzo? io nasco come cantautore, quindi i pezzi principalmente li scrivo io, però mi dà una mano appunto anche il resto dei componenti della band. E io principalmente butto giù un testo, cioè proprio così, anche di sera o di giorno, dipende, quando ho un'idea, e dopodiché ci mettiamo sopra la musica. Sì, la frase proprio frase dello scrittore, bello, mi piace. Non vedo l'ora di sentirvi, che vi sentiremo appunto tra qualche minuto. Certo. Grazie comunque per la sua intervista, signor Pietro, poi comunque approfondiremo ancora di più. Passiamo la parola ad Alessandro Piovesan, titolare di Tessar Tendaggi, che appunto ci ha portato questi meravigliosi tendaggi, perché come ben sapete è un negozio storico che è a Mestre in via Palazzo per chi desidera soprattutto tende e tessuti su misura personalizzati. Buonasera signor Alessandro. Buonasera. Più che un lavoro direi una passione per lei, no? Sicuramente sì, perché è un lavoro che ormai faccio da tantissimi anni e l'ho ereditata come passione da mio padre, il quale aprì questa attività nel lontano 1963 e poi ho proseguito io fino ad ora, continuo ad avere la passione, continuo ad avere la voglia ogni mattina di alzarmi, di propormi, di continuare il mio lavoro. E per chi secondo lei non è esperto di tende e tessuti, no? Qui alzo un po' la mano anch'io, dai. Da dove si parte per scegliere l'allestimento giusto? Allora, diciamo che il tendaggio in un appartamento, chi diciamo inizia ad arredare una casa, purtroppo arriva per ultimo, nel senso che si pensa sempre prima ai mobili e a tutti i dettagli diciamo che poi rimangono più statici in un appartamento. Il tendaggio viene per ultimo, però diventa un complemento di arredo molto importante, perché è quel tocco, diciamo, di raffinatezza che può dare un tendaggio, che può dare un tessuto, che può dare il rivestimento di un letto, l'arredamento anche di un letto stesso, cioè la biancheria, il lenzuolo, il copriletto, eccetera. La nostra passione è quella di, diciamo, cercare di unire il gusto del cliente, diciamo così, con le proposte che noi abbiamo e cercare di combinare le due cose in modo tale che il cliente poi raggiunga la piena soddisfazione di aver arredato la propria casa. C'è un tessuto che secondo lei ha maggiormente qualità e che consiglia anche al cliente ad oggi? Oggi c'è un ritorno anche alle fibre più naturali, c'è un ritorno alla fibra di lino, per cui diventa anche quello un aspetto, diciamo, positivo, perché la casa diventa, tra virgolette, green sotto questo aspetto. Ovviamente chi cerca la praticità deve rivolgersi alle fibre sintetiche, il poliestere o artificiali come la viscosa, eccetera. A volte ci sono delle combinazioni tra varie fibre che fanno sì che il tessuto sia molto più affascinante, pratico, per cui si riescono ad ottenere dei risultati molto belli. Quindi prima di acquistare da lei una tenda, no, delle tende, viene fatto prima un sopralluogo o il cliente viene direttamente in negozio e acquista? Allora, diciamo che noi puntiamo molto sul servizio inteso in questo modo. Il cliente che ha bisogno di completare il suo arredo, di cambiare la tenda, eccetera, viene, si parla assieme, si fanno vedere diverse cose. Il passaggio successivo poi è quello di accedere all'appartamento del cliente,
quindi poi prendere misurazioni eccetera, confrontare i tessuti che noi abbiamo, che il cliente ha visto e che abbiamo proposto con quello che poi è in realtà l'arredamento che noi fino a che non entriamo in casa non possiamo sapere qual è. Certo. Dopodiché si combinano le cose. Il tendaggio non si completa soltanto con il tessuto fine a se stesso, ma si completa anche con la scelta di tutti i supporti, quindi binari, eccetera, che sono diventati anche loro un complemento di arredo importante, perché la tenda è bella da vedere, sì, per come è fatta, per il tessuto che ha, ma proprio anche nel dettaglio del binario, di tutte queste cose. Sì, soprattutto anche perché l'occhio punta proprio su quello appena entri in casa, no? Magari una persona, un amico, un familiare. Certo, sicuramente sì. Diciamo che generalmente l'amico, il parente, il conoscente che entra magari per la prima volta in una casa viene sempre colpito da quello che è l'aspetto della tenda, perché la tenda occupa uno spazio importante, occupa una finestra grande, una parete, eccetera, quindi è una cosa che va a colpire subito. Quindi se è confezionata nella maniera giusta, se il tessuto è bello, se il dettaglio del binario va a completare, diciamo così, l'arredamento, i colori che ha la casa, ovviamente si ottiene il top, si ottiene il massimo del risultato. Io sono del parere che la tenda è bellissima classica, cioè proprio di quel colore bianco classico, magari anche con qualche... Sì, sicuramente il bianco è ovviamente sempre il colore che viene, no, ma io glielo confermo anche per esperienza, il colore che viene più scelto, proprio perché è un colore un po' più neutro, dopodiché per dire tante volte nel dubbio di dire metto una tenda colorata o meno, io consiglio sempre di mettere magari il colore come dettaglio, che ne so, il cuscino sul divano può essere colorato piuttosto che la tenda, perché è una cosa più facile da cambiare. Certo. Uno si stanca, cambia un cuscino, non deve cambiare una tenda. La stessa cosa vale per la camera da letto. Esatto. È più facile cambiare un lenzuolo, costa molto meno, piuttosto che cambiare una tenda. Quindi diciamo che il bianco la fa sempre da padrone sotto questo aspetto. Diciamo che è importante invece il modo in come si confezionano le tende, che oggi ci sono tantissimi modi. Quindi diciamo anche la scelta del gusto di come piegare la tenda, di come mostrarla è diventata una cosa molto importante. Dopo ci dirà anche le tendenze che stanno andando in questo momento alla seconda tranche. Certo. Passiamo appunto la parola con Alessio Toffolon della gastronomia in via San Donà Mestre, un punto di riferimento pensate per piatti pronti, cicchetti di alta qualità. Buonasera. Buonasera nuovamente signor Alessio. Prima di tutto raccontateci un po' la vostra storia e com'è partita la vostra gastronomia. Allora, la nostra attività è nata con mio padre negli anni 70 e poi ereditata da me e mio fratello, e dove appunto noi abbiamo una selezione di prodotti che vanno da affettati, salumi e formaggi, e anche di piatti pronti, gastronomia. Cerchiamo di selezionare prodotti di alta qualità proprio per dare un prodotto valido, esatto, ai nostri clienti. E basta, siamo siete comunque una famiglia, siamo no? in famiglia, abbiamo famiglia. dei ragazzi, dei collaboratori bravissimi che ci aiutano, e i nostri piatti forti sono sicuramente il baccalà mantecato, baccalà vicentina, pasticci, tutti i prodotti del nostro territorio, insomma. Quindi lei cucina anche? No, noi commercializziamo, per lo più commercializziamo, e appunto la nostra è proprio una diciamo ricerca di prodotti migliori che possiamo trovare nelle nostre zone. Quindi lei mi stava appunto accennando che troviamo dell'affettato, del baccalà, e quali altre pietanze possiamo trovare nella sua gastronomia? Ma allora diciamo che come appunto piatti di gastronomia noi puntiamo molto sui piatti del nostro territorio, del territorio veneto, quindi appunto il baccalà, sardine saor, i gamberi in saor, nostra tradizione. Esatto, e anche comunque i primi piatti come pasticci, lasagne di vario tipo, sempre ovviamente in base alla stagione che vanno, e
li selezioniamo appunto e vediamo sempre i prodotti migliori da poter presentare. E le vostre specialità di punta quali sono? Ma l'insalata russa è il nostro cavallo di battaglia, Bene. sicuramente. E anche comunque la selezione di formaggi che abbiamo sono, diciamo, Un punto forte un della punto vostra forte, gastronomia. sicuramente, sì. Bene, grazie mille Grazie, signora Alessia, poi grazie. comunque parleremo ancora di più. Ora ci vediamo tra poco che mando in pubblicità, voi rimanete ancora lì che tra un po' tocca la band. A dopo.